Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Scoppia il caso nel governo regionale dopo l'ultima puntata di Report che ha messo in evidenza come l'assessore Nuccia Albano sia figlia di un boss palermitano, duro attacco da parte delle opposizioni. Durante un evento promosso dalla Protezione Civile a Palermo, il presidente Schifani ha voluto ringraziare dipendenti e volontari per il grande impegno profuso nel contrasto agli incendi che hanno colpito nelle scorse settimane la Sicilia. E lo stesso Schifani, in occasione del convegno Repowering ed Energy Transition, ha dichiarato che in tema di transizione energetica la Sicilia è al passo con l'Agenda 2030 e sta lavorando per diventare il principale hub del Mediterraneo. Sarà rinchiuso in una clinica psichiatrica e questa la sentenza emessa nei confronti di Andrea Cardinale, il 22enne palermitano reo confesso dell'omicidio di due fidanzati messinesi uccisi lo scorso dicembre in Inghilterra. Chiudiamo con il meteo, continua il bel tempo in Sicilia, anche nella giornata di domani il sole splenderà su tutta la regione con temperature che raggiungeranno i 30 gradi in diverse province. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.